La seconda corsa propone un confronto sempre sul miglio per cavalli di 4 anni, sono in 7 e le Lamborghini, Evita del Ronco e la Kent F, Elomare, Lemis Dorio e Elton John F, Ecogual, partiti con Elton John F velocissimo in partenza, va subito a condurre nei confronti di Eva Kent F. Numero 2, Evita del L'errore Ronco, invece per Evita del squalificato. Ronco, la presa allegra. Elton John F che completa un primo parziale in 13,5 e ha una ventina di metri di vantaggio su Eva Kent F che segue appunto in seconda posizione davanti ad Elomar. Intanto il quarto iniziale sempre molto svelto, 27,9, 14,4 la seconda frazione. All'esterno è rimasto Elemis Dorio che è l'avversario principale insieme a Ecogual, almeno in linea teorica. Ora intanto i 600 in decelerazione da parte del leader, 43,4 comunque ne scaturisce anche alla fine del terzo parziale. In seconda posizione rimane Eva Kent F, all'esterno Elemis Dorio si è ulteriormente migliorato con in schiena Ecogual, lungo la corda segue Elomar, in coda c'è Eli Lamborghini, intanto 57,8 il passaggio agli 800 dopo un 27,9 un 29,9 e il chilometro viene coperto da Elton John in 1,12,2. Tornato ad accelerare con un 14,4, sta facendo un corsone Elemis Dorio, tutta scoperta all'esterno, ora scende in seconda posizione, deve vedersela anche con Ecogual che a sua volta supera Eva Kent F, intanto paletto dei 400 finali con un parziale in 14,2, Elemis Dorio sempre in seconda posizione, Ecogual al suo esterno. Elton John F a metà della curva conclusiva mantiene 4 lunghezze di margine sui più immediati inseguitori, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Elton John F che nel finale si limita a controllare la situazione e a concludere isolato in avanti. Prova di forza di Elton John F, secondo posto per Ecogual, al terzo Elemis Dorio, 1,12 il ragguaglio conclusivo, ancora 29,1 a chiudere in piena spinta per questo Elton John F che oggi una volta ancora dimostra di essere il soggetto davvero molto interessante e corre praticamente a cronometro, in testa in poche battute dal 6. Fa poi corsa per proprio conto e si isola con Matteo Zaccherini in sediolo per conto di Massimo Compagno e della scuderia Prosperus.